Gianmichele Passarini è stato riconfermato alla presidenza di CIA Veneto. L'elezione è avvenuta nella giornata di mercoledì 9 marzo al Kronplatz di Limena, in provincia di Padova, al termine di un lungo e partecipato dibattito. Interagire immediatamente su quelle che sono le necessità primarie degli agricoltori, che sono legate a questa situazione di guerra, quindi il costo delle energie, il costo delle materie prime, e quindi intervenire immediatamente su questi aspetti. Dopodiché c'è tutta la programmazione futura che riguarda anche quello che è il ruolo che noi possiamo rivestire all'interno di questa sfida della transizione ecologica, e quindi rivalorizzare la figura dell'agricoltore, metterlo come perno centrale, ma non solo nei doveri, ma anche su quello che è i meriti che ha e quindi la redditività che gli deve essere riconosciuta. Il mandato che ci è stato dato 4 anni fa era quello di riportare la CIA Veneto ad un livello di contatto con i sistemi istituzionali molto alto. Credo che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, le istituzioni, l'assessore, da tutti quanti, i presidenti delle varie associazioni ce l'hanno riconosciuto, e quindi questa è la strada, da qui non si può prescindere. L'agricoltura non si è mai fermata e anche durante la fase più intensa dell'emergenza sanitaria ha mostrato la sua capacità di adattarsi alle condizioni più critiche, ed anche per questo motivo è migliorata la percezione dell'opinione pubblica verso gli agricoltori. Il nuovo presidente cerca ora un'apertura al dialogo con le istituzioni per mantenere e incrementare questa considerazione positiva. La guerra in Ucraina sta portando le conseguenze innanzitutto dal punto di vista umanitario, che ricordiamolo sempre, quindi noi siamo vicini alle popolazioni colpite, ma poi anche dal punto di vista economico, non bisogna vergognarci a dirlo, ma è un problema per tutte le aziende e in particolare per il settore agricolo. Pensiamo alle importazioni che noi avevamo dall'Ucraina, dei concimi per esempio, o delle derrate alimentari, mais e frumento in particolare, quindi avremo un aumento anche del costo della pasta, delle materie prime in generale, che metteranno in difficoltà non solo le aziende agricole ma anche tutti i nostri cittadini. La CIA vuole dimostrare che la transizione ecologica non è un concetto astratto o solo il titolo di un capitolo del PNRR, ma che gli agricoltori tutti la praticano già da ogni giorno, investendo, innovando e rischiando in proprio. Serve un'equa distribuzione delle risorse nelle filiere, partendo con il dare dignità al lavoro, aumentare i margini di guadagno e favorire i giovani. Oggi l'agricoltura, e soprattutto l'agricoltura veneta, avrà di fronte scenari importanti. Il primo è il piano di sviluppo rurale e il secondo è il piano nazionale di resilienza, il PNRR. Sono 2 strumenti importanti per gli agricoltori, soprattutto per dare la possibilità alle aziende agricole di migliorare le proprie infrastrutture e soprattutto di fare investimenti anche agroenergetici, soprattutto sul fotovoltaico, nei tetti chiaramente, per le produzioni di energia. Quindi siamo di fronte a una politica che andrà a modificare tutto quanto questo, e noi dovremo essere preparati per dare le giuste proposte ai governi e soprattutto alla Regione Veneto. L'agricoltura dunque deve essere sempre più identificata come figura cardine e imprescindibile del governo del territorio e snodo centrale per lo sviluppo del contesto economico, ambientale e sociale del futuro, nel percorso della transizione ecologica.